Vediamo cosa sta facendo nel mondo questa organizzazione non governativa, tiene alto il nome del nostro Veneto, ma soprattutto il bene che sta facendo è incommensurabile, per questo siamo orgogliosi di poterlo ospitare, perché il messaggio di bontà, di dedizione, del sacrificio verso gli altri è importantissimo anche per noi. Sono più di 1500 volontari che nel corso di questi anni sono andati in Africa per un lavoro complessivo di 4578 anni di volontariato, con una media di 4 anni per ogni volontario, sicché sono cifre enormi che semplicemente il grande cuore del Veneto è in grado di dare. Il bene ostinato, quindi proprio l'ostinazione con la quale queste persone dotate di valori incredibili riescono a donare se stessi appunto a un altro uomo, quindi uomini che donano se stessi ad altri uomini, quindi sicuramente è un valore positivo di fratellanza, di solidarietà e di amore universale. Un mio più blasonato collega ci ha dato del popolo di ubriaconi. Bene, potrebbe anche essere vero probabilmente, ma quello che è comunque verissimo è che in ogni parte del mondo in cui si trova amore e solidarietà c'è sempre un Veneto. Poi ci sono anche gli altri ovviamente, ma i Veneti ci sono sempre dappertutto. Il vino buono nasce da sto terreno buono. Allora quello di cui abbiamo bisogno è mantenere vive questi terreni buoni, che sono i terreni delle nostre famiglie, della nostra realtà, delle nostre istituzioni, io dico anche, che fanno sì delle nostre associazioni, frutto di una parrocchia, frutto di un'università, che coltivi questi valori, i valori della giustizia, i valori della solidarietà, dell'attenzione all'altro, del condividere con l'altro. Ecco, questi patrimoni dobbiamo continuare a garantirli ed è il motivo anche per cui sono riconoscente oggi di essere in questa sede, perché anche questo è un modo di coltivare questi valori buoni. È fondamentale anche la parte formativa del QAM, per cui laddove opera soprattutto nell'aspetto formativo, la collocazione di studi universitari, in modo tale da dare la possibilità a chi è in Uganda, chi è in Kenya, chi è in Mozambico di formarsi e poi fare i medici, fare gli infermieri lì nel paese. Si fa fatica a capire quando si criticano magari i volontari che vanno di propria spontaneità a lavorare a favore degli altri. Io credo che questa iniziativa, questa mostra risottolinei il valore del volontariato, della solidarietà in Veneto, a dispetto anche di chi la denigra. Di fronte a queste scelte fatte da volontari in Africa, io sono orgoglioso di essere veneto, altro che ubriaconi. Mentre la politica regionale discute e chiacchiera a vuoto su quali USL chiudere, sapendo che poi non ne chiuderà nessuna, c'è gente operatori sanitari di grande cuore, che si tirano sulle maniche e riescono a portare la qualità del Veneto anche dove ce n'è tanto bisogno.